Ciao, mia figlia Maria mi dice che sono un vanitoso, un crestoso, forse lo sono diventato, non lo so, sarete voi che lo giudicherete, un pochino forse mi sento vanitoso perché continuiamo a aumentare i numeri diciamo, dei servizi che facciamo, dei minuti sul canale YouTube e questo grazie a voi che sempre di più ci state seguendo e sempre più di voi si iscrivono al canale. Ecco, per noi è molto importante, un sostegno che ci date, che mi date, mi dà veramente una grandissima forza, quindi vi continuo a sollecitare, iscrivetevi al canale, è semplicissimo, dove c'è la campanellina, basta cliccare, siete iscritti e poi se volete vi arrivano anche le notifiche ogni volta che mettiamo qualcosa di interessante, potete anche selezionare il tipo di notifica, va bene? Grazie, ciao e buona giornata e grazie ancora. La provveditrice alle opere pubbliche del Triveneto, Cinzia Zincone, ha scritto al Consorzio Venezia Nuova per chiedere che vengano iniziate quanto prima le opere di compensazione del Mose. Queste opere riguardano diversi siti lagunari, tra cui Forte San Felice a Sottomarina e il Lazzaretto Vecchio. Il piano Europa era stato definito in sede comunitaria una volta rientrata la procedura di diffida per i danni provocati dai cantieri alla laguna. I commissari del consorzio, tuttavia, insistono che gli interventi non sono ancora stati finanziati. Frattanto avanzano invece le opere portuali preventive all'escavo dei canali, sostenute dai 26 milioni governativi. A Chioggia è terminata la prima parte della caratterizzazione dei fanghi, risultati di classe B, mentre viene elaborato il progetto volto a ottenere il via libera del provveditorato allo scopo di recuperare il pescaggio. La pesca per il turismo per la pesca. È stato siglato stamane all'hotel Letegnue di Sottomarina il protocollo d'intesa che unisce gli intenti del Consorzio di Promozione Turistica Lidi di Chioggia e del Consorzio per la gestione delle vongole. Operatori balneari e ricettivi da una parte, coltivatori del mare dall'altra, per prolungare la stagione turistica, favorire vacanze esperienziali che contemplino i mestieri dell'acqua, rafforzare la presenza nelle fiere di settore. Seppur ancora in cornice, il quadro astratto troverà concretezza dalle parole degli intervenuti. Il presidente del Cogevo, Michele Boscolo Marchi, ha rappresentato il bisogno cittadino di questa intesa, perché le idee devono diventare progetti e a Chioggia si deve mangiare chioggiotto, ricordando il nome di arte con cui il dialetto lagunare definisce le reti. La presidente dell'Idi di Chioggia, Elena Boscolonata, rileva come l'elemento marittimo accomuna il turismo di sottomarina e la pesca, e che occorre far conoscere le specificità del prodotto a turisti consapevoli. All'incontro era presente anche l'assessore alla pesca e ai mercati Daniele Stecco, che ha ricordato le visite dell'estate 2019 al mercato ittico all'ingrosso, molto apprezzate dagli ospiti e anche dagli stessi residenti. Infine Giuliano Boscolo, presidente degli albergatori di Sottomarina, che ha l'obiettivo di tornare a essere più forti di quanto eravamo nel periodo pre-Covid, promuovendo all'unisono tutte le produzioni territoriali. E allora continuiamo con un piccolo giallo, per modo di dire, sul campanile del Duomo. Voi sapete che avevamo dato la notizia ancora tempo fa che avevano installato le antenne 5G, ripeto 5G, e appunto questa cosa ha sempre dato attenzione perché sapete che ci sono quelli che purtroppo sono come i contadini dell'Ottocento che non volevano le locomotive perché spaventavano le vacche e invece le antenne ci sono e continuano ad esserci, però nei giorni scorsi sono state tolte, sono state rimosse e infatti qualcuno dice hanno tolto le antenne per le votazioni, per questo, nulla di tutto ciò, mettetevela via, sono state tolte come potete vedere dalle riprese perché la sovrintendenza ha chiesto di mettere un colore che sia più compatibile nel contesto del campanile in pratica e quindi come potete vedere in questo momento da una parte non ci sono state tolte, ma dall'altra parte, la parte che dà a est, ci sono ma sono coperte in modo tale che il colore non si veda, così sono contenti tutti quanti, così ci sarà il 5G e quelli che non vogliono il 5G fanno una bella cosa, prendono e possono tranquillamente migrare, che ne so, in Siberia oppure magari in Cina, anzi in Cina stanno facendo il 6G neanche in Cina, ok? Viva il 5G, viva! Messaggio elettorale a pagamento, mandatario Luca Massaro. Ciao, mi chiamo Patrizia Trapella. Siamo stanchi di essere perennemente in coda.
stanchi di vedere treni che passano senza poterci mai salire e stanchi di essere considerati l'ultima spiaggia. Con me in regione per garantirci una corsia privilegiata, diventare finalmente il motore trainante della Laguna Sud e ritornare ad essere la perla dell'Alto Adriatico. Vota Patrizia Trappella, una P e 2 L. Io mi candido con Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni, per Luca Zaia presidente. Messaggio elettorale a pagamento. Mandatario Luca Massaro. Una piacevole sorpresa ieri pomeriggio per i bagnanti di Sottomarina, in corrispondenza della Torretta 5 allo Zanzibar. Nel mare infatti nuotavano 2 tartarughe, visibili dalla riva. Fabiana e Ugo, così sono state chiamate dai bagnini, hanno compiuto qualche minuto di naturali evoluzioni, per poi allontanarsi verso il largo. La presenza delle tartarughe, della specie caretta caretta, è considerata un indicatore di acque pulite. Delle due, Fabiana sarebbe anzi un abitué della zona, riconosciuta dagli stessi assistenti ai bagnanti. La presenza del mammifero marino a breve distanza dalla riva non è così insolita. Nei giorni precedenti un esemplare, forse proprio uno dei 2 apparsi anche ieri, era stato visto nuotare non lontano dalla lunata. I 40 cavalli di Luca Ciriello sbarcano alla Mostra del Cinema di Venezia. Questa sera dalle ore 21:30 all'Isola degli Autori del Lido sarà proiettato il cortometraggio che il regista napoletano ha girato a Chioggia tra la metà e la fine di agosto, avente per protagonisti un gruppo di 7 ragazzini adolescenti che amano girare per la laguna in barchino, ascoltare musica trap e sfidarsi nelle gare più improbabili. La possibilità di accedere al cartellone di Venezia 77 è stata offerta dalla rassegna Laguna Sud, diretta da Andrea Segre, che ha allestito una residenza artistica proprio a Chioggia per 6 giovani cineasti, finanziata dalla SIAE. La giuria di qualità, costituita dall'attore Giuseppe Battiston, dallo scrittore Sandro Friziero e dal regista Claudio Cupellini, ha deciso di mandare alle giornate degli autori il film di Ciriello, assieme ai suoi giovanissimi attori presi dalla strada che stasera parteciperanno alla proiezione ufficiale del Lido.